che i numeri chiede misteri. Goppa la facciata della chiesa della Sacra Famiglia, quella che sta a Barcellona, che è tanto famosa perché ha i sette bellezze e tiene un corpo tanto mistero, una cosa mi fa nuttere in degli occhi. Sotto la statua di Giuda bacia a Gesù Cristo ci sta un quadrato magico con 16 quadrati. Se tu fai l'addizione di tutti quanti i numeri che ci stanno, non importa se a coppa, a sotto, a sinistra, a destra, oppure a diagonale o addirittura quelli dei 4 quadrati che stanno in mezzo, a finale diventa sempre 33, cioè un numero dell'anno che campà il nostro Signore Gesù Cristo. Un po' che tempo dopo, la prima volta che io a Napoli, visitai subito la cappella di San Severo, nato posto di sette bellezze dove c'è sta quello Cristo velato, che purisse dal ravoglio con tutto il mistero che tiene in cuore. E quando io scelta là, mi trovai in la piazza di San Domenico Maggiore, a dove stava la prima e unica università statale che ti consegnava la laurea frienda magnana. Una cosa curiosa che non ho visto mai da nessuna parte è che non ho mai capito che era. Ma oggi capite che i napoletani, quei numeri, hanno quasi una malattia, ne parlano con la città e addirittura i suoi ne cagliano a numeri. Insomma, sono mastri a matematica. Ma tornando a quell'università così curiosa, là c'è un rettore che pareva proprio di un professorone. Erissi in persona che ti accoglieva, ti faceva assettare e da quel momento bastava che tu ci riuscissi un numero di 2 cifre, quello che volevi tu, e essa ti faceva all'istante un quadrato magico che riguardava proprio a te. Mo, che un numero venissero o bancomat o lo giorno che tu sei nato, quello ci azzeccava sempre. E dopo che ti aveva lasciato a bocca aperta, prima di consegnare la laurea, te leggeva addirittura il pensiero in capo come se fosse un grande indovino. E quelli che mo si chiamano mentalista. Io penso proprio che Gaudì, l'architetto della Sacra Famiglia, passai per Napoli e si pigliai la laurea con il professore Giuseppe Polone, o campione del mondo delle quadrate magiche.